Ranzamsa, 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 ranzamsa. Ranzamsa, 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 ranzamsa. Ciao Isma, meno male che siete arrivate. Io devo andare a prendere il bambino di Rosa all'asilo. Va, qua ce la vediamo noi. Grazie. Come è attaccata Rosa al figlio? Che le teneva 15 anni quando potrebbe essere la sorella. In mente è la mamma, era stato pure fa. Vi ricordate quando le volevano togliere il bambino perché dicevano che era troppo piccola? E come no? E cosa facesse a ferrare, Rosa? Ma testa pazza! Però poi le chiedessero scusa? No, facessi mortali da sola, perché a famiglia non può sapere niente. E chi lo sa, Rosa non ha mai parlato di questo. Oh, Pucciarella, stava in un sistema! Dice che sono andati 2.000 a prenderle, uno era lo zio, ma quale zio? Ma che non esatto! E poi non si capite, la direttrice ha detto che oggi il bambino non l'hanno visto proprio, però non sto capendo proprio niente. Rosa, oh Pucciarella, sono in un sistema! Ui, ma scusami, ma scusate d'avvertire. Quello stamattina ascoltava un poco, teneva qualche linea di febbre e perciò l'ho fatto stare a casa. Mangia pazienza, scusami. Rosa, non è chessa, dice che sono andati 2.000 a prenderle, uno era lo zio. Ma quale zio? Mio figlio non tiene zii. Disgraziati. E allora lo volevano rapire? Vabbè, 2 uomini, il bambino di Rosa, all'uscita della scuola, lo volevano rapire, ma il bambino non si stava. La verità, non si capiva proprio niente. E figurati io, ma chi sono questi 2 uomini? E chi lo sa, uno diceva che era lo zio, ma quando mai? Arrestato. Mamma Rosa dov'è? È andato a casa a vedere il bambino. Siamo arrivati a questo, Prendersela con un bambino di 2 anni. Che schifo. Hanno dormito? Tutto a posto. Il bambino stava a casa, stava giocando. Rosa lo portava da certi parenti